Un paio di anni fa mi arrivò un'email dalla redazione del Grande Fratello. A faccio cazzo, pensai io. Mi chiedevano se volevo fare un provino e se sì, volevano che io facessi un video di 5 minuti dove dicevo nome, cognome, dove abitavo, con chi vivevo e tutte queste quelle cazzo qua, insomma. E io pensai, ma che tenga avrei, mo lo faccio proprio sto provino, tanto o la va o la spacca. A roba 3-4 giorni, mentre stavo a fuori grotta, aspettando la cumana, mi arrivò una telefonata. Siamo della redazione del Grande Fratello, abbiamo visto il tuo provino e vorremmo invitarti per un colloquio conoscitivo nei nostri studi di Roma. Saresti disponibile a venire qui la prossima settimana? Ah, facci a te che te lo cazzo, pensai io. E ovviamente risposi sì, ci vediamo la settimana prossima. Da quel momento, a già essere sincero, ci mettetto pensiero. Facevo finta di non ci pensare, ma ogni tanto in da capo mi veniva in mente sta cosa. E immaginavo, ma ci pensano pigliassero in da casa del grande fratello. Comunque, per non va portare a lungo, arriva il giorno del provino, vado alla stazione, accatto un biglietto del treno Italo per faccio Ambress, spengo 40 euro e vado a Roma. Arrivato sul luogo dell'appuntamento, attendo insieme ad altri ragazzi il mio turno, poi trasero in da stanza arrivatrasì e faccio stu provino. Durò 5 minuti e consisteva più o meno nel rispondere alle stesse domande alle quali già avevo risposto nel video che gli avevo mandato in precedenza. Rispondo che domande, saluto a tutto quanto e me ne vago. E penso un capo a me. Sono stato me stesso, cioè che se non potevo fare. E me ne vago abbastanza soddisfatto. Torno alla stazione, mi accatto un biglietto di 10 euro, perché tanto me ne potevo tornare a che ora volevo via, e me ne torno a casa. Dopo una settimana dal provino, nessuna email, nessuna telefonata, nessuno piccione viaggiatore, niente. Decido quindi di aspettare nato pari urn, dopodiché avrei scritto alla redazione se era meglio che mi toglievo il pensiero che mi avrebbero richiamato o se avevo ancora qualche possibilità di essere preso. La redazione mi disse però che se non mi avevano ricontattato significava che purtroppo per me non avevo passato il provino. E niente, che vi devo dire? Mi sto ancora mangiando in mano. Ma non tanto perché non mi hanno pigliato a fuoco grande fratello, anche se devo ammettere che fosse stata un'esperienza troppa che cazzo. Ma perché li 50 euro che ci speso per i treni? Mi mangiava all'MD, mi mangiava.